Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Nei giorni scorsi i vigili del fuoco sono intervenuti in un palazzo di via Aurora a Catania dove era divampato un grosso incendio. Il fumo visibile da Corso dei Mille aveva reso difficili le operazioni di salvataggio dei residenti, tra i quali donne e bambini. Lo stabile è attualmente inagibile con diverse famiglie sfollate. Soccorsi anche 2 agenti finiti al pronto soccorso per inalazioni da fumo. La notizia risale a venerdì, ma è stata resa nota soltanto oggi. Passiamo adesso al maltempo. Dopo la violenta grandinata e la pioggia torrenziale di ieri, le isole Eolie fanno il conto con il forte vento e con il mare in tempesta. A causa dei forti nubifragi di queste ore, Alicudi, Filicudi e la frazione di Ginostra sono isolate da ben 36 ore. Il presidente della regione Schifani, che ha sentito telefonicamente il sindaco di Lipari Riccardo Gullo, ha comunque fatto sapere che la situazione è complessa ma sotto controllo. E anche a Palermo disagi legati al maltempo con numerosi interventi per soccorrere automobilisti che sono rimasti bloccati nelle strade trasformatesi in veri e propri fiumi. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Messina Montagne lungo la parallela della Palermo-Catania, nel sottopasso di via Belgio e all'ingresso della Palermo-Sciacca. Il temporale che si è abbattuto sul capoluogo ha provocato anche una frana nella statale 187 di Castellammare del Golfo. Infine gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus che arrivano dalla Fondazione Gimbe. In Sicilia nella settimana dall'11 al 17 novembre si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti e si evidenzia una diminuzione del 3,6% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Sotto la media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid-19 in area medica al 10,3%, mentre sono sopra la media nazionale quelli della terapia intensiva al 3,3%. Le città maggiormente colpite risultano Catania, Trapani e Palermo. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.